All'alba di stamani i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle e Gela, con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Caltanissetta, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 51 indagati, in parte già ristretti in carcere. Sono tutti cittadini italiani gravemente indiziati a vario titolo di appartenere all'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, di far parte di associazione a delinquere finalizzata al traffico principalmente di sostanze stupefacenti. Nei confronti dei suddetti 51 indagati, dei quali fanno parte anche 24 soggetti colpiti lo scorso mese di dicembre dal provvedimento di indiziati di diritto emesso dalla DDA di Palermo, per 36 di loro è stata disposta la misura cautelare in carcere, mentre per i restanti 15 quelli dagli arresti domiciliari. Il provvedimento trae origine dalle attività svolte dal nucleo investigativo del reparto operativo dei Carabinieri di Agrigento, diretti dalla DDA di Palermo, dal mese di dicembre 2021 a tutt'oggi, avente come oggetto la ricostruzione dell'organigramma delle attività criminali delle famiglie mafiose di Porto Empedocle, Agrigento e Villaseta, con probabilmente a capo rispettivamente Fabrizio Messina, pregiudicato di 49 anni, e Pietro Capraro, pregiudicato di 39 anni, a dimostrazione che, pur essendo stata sensibilmente intaccata nel corso degli anni da varie operazioni, Cosa Nostra Agrigentina è tutt'oggi pienamente operante, dotata di mezzi ingenti, disponibilità economiche e numerose armi, per di più in un contesto caratterizzato da una instabilità degli equilibri mafiosi faticosamente raggiunti nel tempo. È stato riscontrato infatti un sistematico utilizzo di apparecchi telefonici da parte degli uomini d'onore o di soggetti contigui al sodalizio durante i periodi di detenzione, lasciando in tal modo inalterate le capacità di comando e consentendo di mantenere i contatti con i correi in libertà, impartendo ordini e direttive. La capacità dell'associazione mafiosa era quella di controllare le dinamiche criminali del territorio, è emersa in modo evidente, essendosi raccolti chiari elementi dimostrativi della commissione di numerosi reati, tra cui estorsioni, detenzioni di armi, incendi e danneggiamenti, tutti realizzati avvalendosi delle condizioni dell'articolo 416 bis del Codice Penale. Nell'attività investigativa si ritiene che i sodali, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenere all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costringevano amministratori di una società aggiudicataria dei lavori di raccolta e trasporto dei rifiuti nel comune di Agrigento ad assumere operai e almeno 5 persone a loro legati per vincoli familiari o di loro fiducia, costringevano il legale rappresentante di una società di carburanti a interrompere il rapporto lavorativo con un dipendente per sostituirlo con un'altra persona a loro vicina, davano fuoco al fine di danneggiarli 2 autocarri intestati a una ditta di costruzione, costringevano l'amministratore della società aggiudicataria dei lavori di riqualificazione di Pazia Concordia nel quartiere di Villaseta ad assumere un operaio a loro gradito e costringevano anche la ditta aggiudicataria in subappalto degli stessi lavori ad assumere operai loro vicini. Consumavano una rapina presso il distributore DB di Villaseta, impossessandosi della somma di 400 euro. Costringevano il titolare di un bar di Agrigento e i suoi dipendenti a erogare cibi e bevande senza pagarne il corrispettivo. Costringevano mediante ripetuti atti di violenza il titolare di un esercizio commerciale di Agrigento a corrispondere loro mensilmente la somma di euro 1000. Davano fuoco al fine di danneggiarlo un furgone intestato a una rivendita di bevande di Porto Empedocle. In un'altra circostanza esplodevano diversi colpi di arma da fuoco nei confronti della saracinesca della suddetta rivendita. Esplodevano l'azione dimostrativa a scopo di intimidazione diversi colpi di arma da fuoco in direzione della porta d'ingresso dell'abitazione di un uomo di Agrigento che si è reso colpevole di aver avuto un litigio con il figlio di un boss. Oltre a quanto descritto, gli esponenti di vertice delle famiglie mafiose di Porto Empedocle, Agrigento e Villaseta risultavano avere diretto e promosso 2 ulteriori distinte associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti che hanno acquisito in piena sinergia tra loro. Entrambi sodalizi criminali, peraltro dimostrato di possedere una non comune capacità di approvvigionamento mediante l'attivazione di contatti e rapporti commerciali
non solo con altre province siciliane, ma altri gruppi nazionali ed esteri provenienti dal Belgio, Germania e Stati Uniti. Numerosissimi sono stati i trasporti di ingente sostanza stupefacente, la cessione a terzi al fine di essere ulteriormente rivenduta al dettaglio. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati 100 kg di hashish, 6 di cocaina e lo scorso mese di novembre anche la somma in contanti di 120.000 euro contenuta in 5 pacchi sottovuoto occultati all'interno di una macchina.